Signori, ladies and gentlemen, siamo qua i due Totò, io e Totò Vasci. Già ci sono qua i nostri personaggi storici della Gela arcaica, professore Mulè, come potete vedere già sa italiano, dice sapendo chi sta dicendo, chi. E niente, c'è questo recupero di cannone, che chi dice che non è un cannone, chi dice che è un albero, una prua, una coppa. Ora noi ci andiamo a prendere un caffè, aspettiamo il signor Cassarino insieme al signor Famà, credo, perché sono stati quelli che mi hanno invitato ufficialmente in esclusiva solo per voi. E niente, abbiamo fatto tappa Spinasanto, ora stiamo andando a Bulala, ci abbiamo anche qui due ospiti. Ciao, che li abbiamo trovati per strada. Bruvulazzo, Potenza. E che facciamo? Le lasciavamo a piedi? Grande Totò. Number one. Di nuovo a voi, a dopo, perché oggi veramente ci serve la batteria perché non abbiamo il gruppo elettrogeno, come sapete. Bene signori, come potete vedere già qua attrezzatura, questa è l'attrezzatura ragazzi. Ciao. Tutti gelesi, com'è? Chi siete? Pensiero stupendo, YouTube. Sarebbe per stupendo che È un'associazione artistica, facciamo video, facciamo vedere le cose che succedono a Gela. siete stupendi. Stupendi, sì, stupendi. Pensiero con la zia, con la zia. Le carne fate arrezzare, guarda. Non pensiero. Bene, come potete vedere sono pure socievoli. E niente, e poi continueremo a rompere i coglioni. Ecco, ci fanno vedere Okunja. Niente, un zafarà. Gli dovete dire Eccolo lì, trovato. Questo è Sergio Petta, lo conoscete a Sergio Petta? Oh, no, vedremo a prestatia! Va bene. Altro che Focus, noi siamo il vero White del West gelese. Qua c'è nenato, qua c'è un attuaro quando viene una mareggiata e trovaro gli stratificati di mondizia di plastica che serve scondare domani, praticamente abbiamo plastica e commigliamo. Totò ci vai la luce. Mamma mia che Chilo. Eh sì, 1 chilo già c'è. ora picchiamo. Siamo arrivati, vero ragazzi? Andiamo a vedere questa avventura. Oh! Carissimo! Buongiorno! Com'è? Mi stai trascurando? No, perché? Ci sta meno da banda, ma non sei tu, appena dopo si può dire. No, e allà C'è un po' di venemmo. strada, se no venite dietro con la macchina. Ah, va, a Pressabbiati stiamo venendo. Che è sta panda? No, questa... Chissà russa? Vabbè. Totò! Bene signori, abbiamo... Praticamente ci hanno dirottati, Famà dice venite appresso a noi. E niente, praticamente abbiamo avuto un privilegio. Stiamo entrando da una proprietà privata che dovrebbe essere precisa in bacio alla nave, per evitare, diciamo, di sporcarci le suole di sabbia. Di nuovo a dopo. Qua c'è Sergio Petta, sempre. Ciao amore, ciao. Come potete vedere qua sono di origine, vedete come potete vedere la greca, c'è la greca a denominazione greca, queste tutte cose greche.
Ragazzi, chi è il generale di voi? Generale in comando, chi è? Cercheremo di fare il recupero andando direttamente sul punto che è segnalato dalla poeta bianca. Perfetto. Scenderemo, cercheremo di imbragare, spereremo di imbragare perché l'acqua è Va bene. totalmente... E lo portate qua, diciamo a mano. Esatto. Sollevamento, lo carichiamo e lo portiamo. Palloni di sollevamento, Sì, perfetto. palloni. Poi comunque, siccome c'avevo quella subacquea, se c'è qualcuno che mi vuol fare un favore. Qua ci sta precisa che poi ce la mettiamo, come si fa la poesia, la canzone, quella tra le dune di sabbia eccetera eccetera, c'erano vere a Munnizza de Pumarolo. A quanto pare è tornata alla GoPro e il ragazzo ha detto, dice, le ho fatte le immagini, ora speriamo che le abbia fatte come si deve, diciamo. In ogni caso dovrebbero essere solo la nostra esclusiva. Ma può essere che già ho pigliato? Sembra che stiano ritornando. Dovrebbe essere attaccato ai palloni il cannone o il rostro, oppure anche una pietra può essere. Anche una pietra può essere. Stanno prendendo la piattaforma, quindi può essere che ora andranno lì, mettono su play e un esce direttamente. Dovrebbe essere piccolino, sembra, leggero, invece dalle foto sembrava una cosa gigantesca. Va, ora vediamo, ora vediamo. Signori, un attimo vi lascio che faccio la pipì, un attimo, perché vi devo mettere dietro il cespuglio, la macchia mediterranea, per non farvi vedere dalle persone. Scusate un attimo, arrivo subito. Hanno tolto i palloni, li hanno tolti perché, come si dice, trovavano chi giusciacava a terra, no? Bene, io faccio una zoomata, vediamo se possiamo carpire un labriale, vediamo se riusciamo a percepire qualche frase ancora in più in esclusiva di quella che già abbiamo. Vediamo, faccio una zoomata, vediamo. Un cannone di una nave, attenzione, no, perché ci sono i cannoni degli aerei, ci sono i cannoni quelli che del porto, ci sono i cannoni quelli dei campeggi.
l'azione migliore. Davvero cannone, caro. È veramente un cannone, è proprio un cannone, un cannone. Non è né rostro né pezzi pietra né albero, è proprio cannone come diceva Cassarino. Testa da sotto e testa da sopra, attenzione che No, continua. la testa di Grecia. Guarda una pompa arriva che di là. Dai. Attenzione che Cannone. guarda mezz'ora scoperto. Il postolo dopo tanti anni. Come? Signor Cassari, contento?
Io sono Franco Cassarino, presidente di Mare Nostrum, della federazione Arciapello. Finalmente ci siamo. Vieni qua, io domando intervista a te. Allora, come che è successo qualche cosa di grave? Devo dire a Franco, lui è quello che ha gestito tutte le operazioni. Nessun inconveniente, tipo di firme. Maria, c'era Devo dire tutto a Franco, al capitano Nino. uno squalo che magari Sì, una balena. o anche un frungo gigante, non si sa mai, era messo in giocannone perché poteva essere. Andrea, attimino, fate passare. Arresa, amico. Allora. Attenzione, attenzione. Combatto tu, hai fatto un buon servizio, Dai. fai le immagini su Bacca, me ne fai Dai, vedere. certo, In esclusiva, dottor Giovanni. certo, ma anche Ciao, Attilio li voleva. Però io una volta con Attilio abbiamo fatto un esperimento di fare una trasmissione, no? Con la mia telecamerina e la sua, non è andata in buon fine, diciamo. E gli ho chiesto perché non me li dai le tue immagini che me li pubblico? Bravo. E ora invece voleva le immagini esclusive. Allora no. Non è che io voglio fare polemiche, però io le regalo, sono La mano va lavata, ma ma in questo infatti, non è che si deve arrabbiare Attilio alle volte, Noi li perché pubblicheremo sul pensiero stupendo. Noi perché siamo- almeno siamo presenti per Eh, quello, siamo presenti. siamo morti di fame noi, abbiamo solo questa, capito? Cioè, tutto buono, tutto buono. minchia, un piccolo scoop che ho fatto e volete le immagini? Vediamo che cosa ha registrato, vediamo un po'. E l'abbiamo data al ragazzo, uno dell'equipe di salvataggio del cannone. Ecco qua è la panoramica, diciamo l'esterno, e ora sottumma e ci fa vedere il cannone. No, ma ora sottumma. No, è perché i preparativi. Sì, ora sottumma, dai, è che da avere un sottumma. Speriamo. Sottummare, che è subacquea la fotocamera. Che ci tiene fuori, va? Caro, non abbiate fretta, non suonate camacana, dai! Ora sottumma, minchia! Dico che sottumma! Tummare, che tummate! Star della miseria, tummate! Safanio, tu! Safanio, un sottumare! Star della miseria, un sottumare! Ci disse a tutti che viva l'esclusiva, ce l'abbiamo solo noi, le immagini tummate sottomarine. Io diceva, io l'avevo mandato vecchio a telecamera. Venuto lì vecchio su una garanzia, un giovane è a rinascere, come i frigoriferi, come i lavatrici, è inutile.
Va bene, ragazzi, in ogni caso spero che vi sia piaciuto il servizio, anche senza immagini sottomarine esplosive di nostra proprietà, che non ce l'aveva nudo, e infatti non ce l'aveva nudo.